L'Accademia di Belle Arti è sempre impegnata a svolgere un ruolo che è anche di sensibilizzazione sociale e propositivo, e lo fa oggi con l'intervento di un illustre docente universitario, il professore Gian Siracusa. Sì, l'Accademia di Belle Arti ha una funzione più generale di quella didattica, deve essere un centro propulsore per gli enti locali, quindi per i comuni, province, se c'è. Stasera abbiamo avuto una bellissima lezione magistrale del professore Paolo Gian Siracusa, che ha parlato sui beni culturali. C'è stato anche un dibattito che parlava poi in fondo della utilità o inutilità delle soprintendenze, quantomeno andrebbero riformate. Dobbiamo togliere noi amici negli enti preposti per la salvaguardia dell'istruzione, salvaguardia del paesaggio, salvaguardia dei beni culturali. Questo è quello che l'Accademia ha l'obbligo di fare e lo sta facendo. E comunque tutto questo dimostra una grande partecipazione anche al ruolo culturale che deve assumere questa città. Sai, io quando vedo i palazzi di Agrigento, questi 7-8 palazzi che andrebbero quantomeno espropriati alla metà, anche pagandoli, del resto Napoli ha fatto una cosa simile con le vele dei palazzi di Napoli alla zona nuova, penso, ma 50 anni fa dove erano le persone di cultura? Le persone di cultura dove erano per permettere questo scempio nella città? Agrigento sarebbe stata la città giardino se fosse rimasta nello stato in cui era, con spazi verdi, cosa che adesso non abbiamo più. Oggi si è parlato del ruolo delle soprintendenze nella conservazione dei beni culturali, ma non solo, perché comunque hanno delle competenze che investono anche su sviluppi urbanistici e così via. Lei è stato abbastanza critico comunque in passato sul ruolo delle soprintendenze? Veda, le soprintendenze non hanno solo il compito di custodire, gestire, hanno anche il compito di tutelare, e la tutela del bene è una tutela che va ripensata, perché finora, diciamo, il bene è stato tutelato solo ed esclusivamente dalla soprintendenza. Invece bisogna coinvolgere il cittadino, perché è il cittadino che poi in definitiva utilizza il bene quotidianamente, e il cittadino deve essere reso consapevole, deve essere coinvolto. Se il cittadino viene coinvolto e conosce il bene, è il vero salvatore del bene. La soprintendenza che cosa può fare da sola? Può mettere regole, può intervenire, ma se la comunità non rispetta ciò che la soprintendenza dispone, il bene non si salva. Quindi diciamo, io sono critico in questi termini, vorrei che la soprintendenza ascoltasse di più il cittadino, perché ascoltando il cittadino si salvano i punti critici della tutela del bene. Anche una questione di competenze comunque, perché è un settore abbastanza delicato questo, che necessita del mantenimento di particolari equilibri. Noi da 20 anni a questa parte negli istituti universitari lasciamo lauree sui beni culturali, sui beni storico-artistici, sui beni archeologici, e non si capisce come mai sui beni librari, archivistici. Ci sono giovani che fanno le scuole di paleografia addirittura al Vaticano. Non si capisce come mai questi giovani poi non trovano inserimento all'interno delle istituzioni locali. Se il nostro problema è quello di avere competenze specifiche per salvaguardare bene i vari beni che possediamo, ma perché non immetterli all'interno delle istituzioni? Perché porterebbero che cosa? Una risorsa straordinaria, che è quella della loro competenza.